C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amici ben ritrovati, siamo in via Fratelli Porcellaga, al Civico 3 c'è Casa Masperi. Casa Masperi è un'abitazione in stile rinascimentale che reca sulla facciata alcune scritte in latino abbastanza inusuali. Trahit sua quenque voluptas, ossia ognuno cerca il proprio piacere, suddivisa in 4 padiglioni. Nella cornice della porta d'ingresso invece si possono trovare ad homino introitus ed exitus, cioè da Dio dipende che da qui si entri o si esca. In alto, tra le statue, è possibile anche osservare un bambino che fa la pipì, simile al Manneken Pis di Bruxelles. Da qui, dal piccolo cuore rinascimentale della nostra città, chiediamo Mortel Föck e fredda l'acqua. Torniamo nelle cascine dei nostri nonni, Mortal fruit e fredda l'aiva. L'aiva, sì. Mia l'acqua. L'aiva, sì. Mortal fruit e fredda l'aiva. Che vuol dire? Il fuoco è morto e l'acqua è fredda. Cioè? L'acqua è fredda. Morto il fuoco e l'acqua fredda. Questo è facile, bene. Vabbè, perché in casa abbiamo le piastre a induzione, il gas, ma una volta... Una volta no, esatto. E quindi, che vuol dire Mortal Föck e fredda l'acqua? Che il fuoco è spento e quindi non si mangia. Benissimo, Francesca, 10 lode. I colleghi mi prenderanno in giro per questa cosa, vabbè. Ma de che la prendono in giro su Amedeo, i suoi colleghi non se ne intendono di resa televisiva. Senta un po', signor Amedeo, lei come se la cava col... Oddio, ma è vero, col dialetto bresciano? Non me la cavo. Da quanto tempo sta qua a Brescia? 23 anni. Da 23 anni. Amedeo, senta, glielo faccio semplice. Mort è il Föck è il fuoco. E fredda l'acqua o l'aiva. Secondo lei che vuol dire questo? L'acqua fredda, una cosa del genere. Morto il fuoco e fredda l'acqua. O l'aiva, sì. Quindi una volta, pensi una volta nelle cascine quando magari si stava preparando il pranzo. Una volta non c'era il gas o l'induzione, no? No, beh, chiaramente no, usavano il fuoco con la legna, andavano a fare legna, mettevano la legna nel fuoco. Se il Föck è morto e l'acqua è fredda? Sembra la mia. Un saretino, lei che viene dalla valle, da Sarezzo, sicuramente conosce questi detti. Senta, morte il Föck e fredda l'acqua. Spento il fuoco e fredda l'acqua. Vuol dire che è inverno. Morto il fuoco, vabbè, spento il fuoco e Fredda l'acqua. l'acqua è fredda, quindi senza il fuoco l'acqua non si scalda. No. Sì, brava. Vabbè. Complimenti, grazie. Grazie a voi. Non sa tradurlo. Sì, so tradurlo. Lo traduca. Provi a tradurlo. Morto il fuoco e fredda l'acqua. Ecco, e a Cremona. Morto il fuoco e fredda l'acqua. A Cremona. Cremuna. Morte il Föck e fredda l'acqua. Morto il fuoco e fredda l'acqua. Brava, se pensa una volta in cascina che non c'era il gas o l'induzione, che vuol dire morto il Föck e fredda l'acqua? Che non si poteva far scaldare l'acqua. Se il fuoco non veniva acceso, non era possibile avere acqua calda. Che vuol dire? Traduciamolo. Che non se ne può far nulla. Perché? Perché il fuoco è morto, l'acqua è fredda, non si può scaldare. Non lo so. Significa che non c'è niente, che non c'è niente da mangiare e niente senza scaldarsi, perché è morto il fuoco. Succedeva una volta. Dialetto. Succedevano. Succedeva una volta perché io sono nata nel 1942 che c'era ancora la guerra. Nessuno gliel'ha chiesta la data di nascita, signora, Ma niente, non importa, tanto se ci sono, anzi queste frasi valgono proprio per la mia epoca che non c'era niente. Pessimista. Morto il fuoco e fredda acqua. Pronto da mangiare? Speriamo. Morta il Föck e fredda l'acqua. Spento il fuoco e l'acqua ovviamente fredda. Signori, signore, in cucina all'epoca non c'era nulla da mangiare. Un po' di carestia quindi. Grazie, alla prossima puntata, ciao. C'entro anch'io.